Serve bene il compagno Calzetta che si gira in mezzo a due, prova ad andare addirittura alla conclusione, si distende Castagnini, una bella azione offensiva, altrettanto bello l'intervento del numero 1 dello studio Cesaroni. La rete di Muccichini. Botta da centro del campo, nessuno ci fa caso, la conclusione va in porta e siamo di nuovo 1-1 dopo appena un minuto di gioco. Rieccoci qui, si riparte dall'1-1. Possibilità di andare in profondità. Gnagni, bevuto anche Scaffidi, 1 contro 1 con Castagnini, un splendido gol, il gol del 2-1 dello Jaco dopo 12 minuti di gioco. Il gol del vantaggio che ribalta tutto, lo segna ancora Cremonini. Cremonini può andare in 1 contro 1, c'è Scaffidi su di lui, Cremonini incrocia, la tripletta di Cremonini, il gol del 3-1 per lo Jaco dopo 13 minuti del secondo tempo, è sempre il numero 13, 3-1. Conclusione e il gol del 4-1 di Cremonini, dal nulla a freddo. Buca Castagnini, adesso la partita è saldamente nelle mani dello Jaco. Dello Jaco e di Cremonini, che peraltro si porta a casa il pallone, 4 reti per lui.